Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Cerchiamo di riprendere l'appuntamento con le dirette, di mantenere una certa costanza. Vi ricordo quali sono gli appuntamenti che abbiamo già, come dire, incamminato da tempo, quindi c'è una lunga storia, una lunga tradizione di appuntamenti serali, il martedì alle 21:15 e il giovedì alle 19 con il Marietto Veneziano. Quindi se desiderate porre una domanda, non avete mai avuto la possibilità fino ad oggi di ottenere una risposta gratuita dal Marietto e dalla sottoscritta, allora approfittate di queste dirette che vi ricordo martedì alle 21:15 e giovedì alle 19. Il giovedì sono in compagnia del Marietto Veneziano, la sedia in questo momento è vuota, non c'è, ma giovedì riempirà anzi io sono ospite della sua diretta, però appunto ricordo quindi martedì alle 21:15, giovedì alle 19. Bene, vi ricordo anche come porre la domanda durante questa diretta. La domanda verrà gestita e risposta tramite le Sibille, lo dico per le persone che dovessero trovarsi per la prima volta in questo canale. Ho bisogno per raggiungere la scia energetica della domanda che tra l'altro, a differenza magari di altre situazioni dove nelle dirette potete porre una domanda, questa domanda è rivolta a voi e quindi su un argomento scelto da voi ed è risposto con una domanda completa, quindi non carte al volo, non carte girate per tutti tra cui dovete scegliere, ma proprio una domanda personalizzata e una risposta rivolta proprio a voi. In questo senso avrete modo di vedere come effettivamente durante un consulto professionale vi viene data risposta, quindi è come dire la famosa conoscitiva che ogni tanto qualcuno mi scrive: "Mi fai una domanda conoscitiva?" E io: "Sì", nella diretta in privato rispondo per consulti professionali. Quindi vi ricordo che se mi contattate in privato è per un consulto professionale 20 € 30 minuti, mentre qui negli spazi pubblici che metto a disposizione gratuitamente ormai da anni, quindi è da anni che dedico e dono gratuitamente la possibilità alle persone che mi raggiungono nel canale di avere una risposta. Quindi approfittate di questo canale se non avete modo di organizzarvi o di prenotare un consulto professionale privato. In privato, appunto, il tempo ovviamente a disposizione è più esteso, la possibilità di analizzare, esaminare più questioni è ovviamente a vostra discrezione nel tempo del consulto, quindi tra l'altro nel consulto possiamo integrare anche con altri strumenti, ad esempio la radionica, la radiestesia e non ultimo l'astrologia, della quale astrologia mi occupo di 2 chiavi, la chiave antica del 500 e l'astrologia moderna, quella a cui diciamo siamo più abituati tramite lo studio del nostro segno zodiacale, dell'ascendente. Qualcuno magari sa anche dove ci sono alcuni pianeti all'interno del suo tema, quindi qualcuno ha qualche competenza in più, qualcuno è veramente bravissimo, a volte arrivano persone più brave di me, io imparo. Scherzo. Va bene, detto questo, come dovete porre la vostra domanda durante la diretta? Dovete mettermi il vostro nome e la vostra data di nascita, ripeto è importante perché per raggiungere la scia energetica in un momento in cui sono presenti più persone e vi ricordo che quando si intende sono presenti più persone, non si intende solo quelle che in questo momento preciso si stanno collegando o sono con noi nella diretta, ma anche tutte le persone che nel tempo e nello spazio, quindi anche in altri luoghi, in altri momenti del tempo, si collegheranno a noi con questo video. Quindi ci siamo praticamente tutti, solo Dio sa quanti saremo realmente, ma ci siamo tutti e quindi per raggiungere voi e specificatamente voi la vostra domanda vi chiedo il vostro nome e la vostra data di nascita. Poi la domanda deve essere articolata su un argomento specifico, una domanda mirata, quindi scegliete un argomento. Io non mi occupo solo di amore, non mi occupo solo di lavoro, mi occupo di quello che vi sta a cuore, perché la chiave di interpretazione delle sibille, della lettura, è la domanda. Per questo non amo, ma non perché
non le ami io personalmente, ma perché diventa molto difficile interpretare una risposta su una domanda generica. Lascia il tempo che trova, non è di alcuna utilità ed è poco, come dire, produttivo. Quindi fate domande mirate, articolate la vostra domanda. Faccio un esempio: siete in relazione? Volete sapere come andrà il rapporto tra voi e un'altra persona? Allora chiedete specificatamente se, per esempio, il rapporto con Tizio Caio andrà bene, vi state frequentando da tot tempo, lui è libero, oppure magari siete entrambi impegnati con altre persone, ma avete cominciato una relazione clandestina. Dovete indicarle certe cose per il semplice fatto che nella stesa si vedono poi delle figure e conoscendo già l'esistenza di altre persone o altri ruoli nella vita delle persone che vi interessano, ovviamente diventa più semplice anche essere più precisi nel darvi la risposta. Bene, detto questo, vedo che ci sono comunque già delle domande, mi fa piacere. Altra cosa, ultima, sempre riguardo la domanda, nella domanda se la vostra domanda riguarda per esempio il rapporto, anche fosse una relazione fra colleghi, non intendo una relazione sentimentale, ma un rapporto difficile, per esempio con una o un collega, dovete mettermi anche il nome e la data di nascita del vostro collega o della vostra collega. Quindi le scie energetiche sono importanti proprio per aprire quello che è un canale specifico per la persona. Le sibille, così come gli arcani maggiori e altri metodi di divinazione, entrano e rispondono grazie alla legge della risonanza. Quindi se non c'è una scia a cui agganciarsi, chissà per chi mi stanno rispondendo. Quindi diventa poco utile fare la domanda così. Mi raccomando. Altra cosa che vi chiedo è ehm, non fate caso a come vedete voi la distribuzione delle domande, perché in questo momento trasmetto in diretta da 3 canali contemporaneamente, quindi quello che fa fede non è l'ordine che vedete voi, ma l'ordine che vedo io. È assolutamente è raro che io risponda in ordine di come sono state poste le domande, quindi al primo che arriva rispondo per prima. No, io rispondo intanto per cominciare a domande che a cui non ho mai risposto, vale a dire persone a cui non ho mai risposto in precedenza, così che tutti a turno, e questo è il a vantaggio di tutti ed è giusto per tutti, tutti hanno l'opportunità di avere una risposta. Quindi questo è il primo punto. Secondo, rispondo in base anche alla qualità della domanda, vale a dire che se avete rispettato le mie richieste, quindi il nome, la data di nascita, la domanda formulata in modo chiaro. Terzo e non ultimo, è chiaro che poi prima o poi rispondo a tutti, quindi non vi preoccupate se non rispondo stasera, io lo dico sempre, c'è l'altra diretta giovedì alle 19 e poi ancora la settimana dopo e a Dio piacendo se campo anche quella dopo ancora. Bene, detto questo, allora vediamo un pochino, quindi poi un'altra cosa, se fate la domanda restate collegati perché potete essere chiamati e se non rispondete tempestivamente ci sono, passo alla domanda successiva, quindi potreste anche perdere l'opportunità della risposta. Bene, detto questo, vi ricordo, se cercate materiale che nel tempo il Marietto e la sottoscritta abbiamo divulgato gratuitamente, allora fate bene a iscrivervi al nostro canale YouTube, quindi il canale YouTube del Marietto Veneziano che si chiama proprio Marietto Veneziano, il mio canale YouTube che si chiama Ildegarda, perché all'interno del canale, nella sezione playlist, trovate tutti i video che in 4 anni, forse anche qualcosina in più ormai, abbiamo condiviso periodicamente, anche regolarmente in alcuni momenti, divisi e suddivisi, organizzati per argomento. Quindi trovate materiali di radionica, materiali di radiestesia, trovate astrologia antica, trovate rituali semplici che potete fare tranquillamente in autonomia. Quindi andate e cercate. Ovviamente tutti i video di spiegazione dei circuiti radionici e della radiestesia accompagnano un percorso che potete anche seguire e sviluppare autonomamente scaricando dal nostro sito www.ilcapitano.altervista.org, che è questa
è la schermata che vi apparirà nel momento in cui scriverete l'indirizzo che vi ho detto, e ripeto www.ilcapitano.altervista.org. Su questo sito trovate dispense di radionica, all'interno delle quali trovate molti circuiti. Circuiti sono dei dispositivi cartacei che andrete a stampare e che emanano frequenze. Grazie all'emissione di queste frequenze che agiranno sul testimone, e comunque tutti questi argomenti sono spiegati nei nostri canali YouTube, che agiscono comunque sul testimone inserito all'interno del circuito, raggiungono e saturano i corpi eterici tramite il circuito per principi e leggi di analogia che appartengono alle scuole, alle discipline esoteriche. Quindi per il principio di questa analogia, dove il piccolo corrisponde al grande, con un piccolo pezzo, una piccola parte, un piccolo testimone di voi, andate a lavorare sui vostri corpi sottili, e lavorando sui vostri corpi sottili portate a voi stessi, ma anche alle persone a cui attiverete i circuiti, quelle frequenze che probabilmente mancano per il riequilibrio, per il raggiungimento di alcuni scopi e risultati, ma anche per un pizzico di fortuna, per il magnetismo umano, per un sacco di altre cose che troverete appunto nei circuiti. Quindi approfittate, andate sul sito www.ilcapitano.altervista.org, girate le varie sezioni del sito e scaricate il materiale gratuito. Trovate inoltre anche altre dispense di spiritualità, ma soprattutto di Cabala, perché la tradizione ermetico-cabalistica è la tradizione da cui Marietto e la sottoscritta provengono, quindi trovate un sacco di materiale a vostra disposizione. Nelle varie sezioni del sito trovate anche la sezione shop, all'interno della quale troverete quelli che sono i nostri prodotti, quindi i nostri servizi di natura professionale. Trovate questo splendido talismano, tra l'altro io lo indosso sempre, non me ne separo mai. Io indosso quella che è la precedente versione di quello che vedete in sovraimpressione. Il tipo di trattamento, il tipo di simboli e di lavoro è il medesimo. La vecchia versione era una versione nichelata che adesso abbiamo sostituito con questo diottone non nichelato, proprio per evitare magari irritazioni per i soggetti più sensibili, ma principalmente lo scopo è sempre il medesimo, quindi viene lavorato nella stessa maniera, caricato per tutti con gli stessi programmi di protezione. Sono programmi studiati per rispondere e proteggere il suo possessore veramente a 360 gradi. Il ciondolo si presta comunque anche ad ulteriori programmazioni, quindi se desiderate attirare a voi la persona più giusta, se desiderate suscitare l'interesse negli altri, se desiderate aggiungere aspetti caratteriali o permettervi di aprirvi certe porte, attirare clienti paganti o piuttosto che altri risultati, compreso la perdita di peso, riuscire a superare un vizio, un qualcosa, un'abitudine cattiva che non riuscite in altri modi a superare, bene, sappiate che ognuna di queste cose e di più, quindi tutto quello che vi passa per la mente, tranne, vabbè, camminare sull'acqua, teletrasportarvi sicuramente alla loro frequenza, ma cerchiamo di restare con i piedi per terra, è estrapolabile la stringa che le corrisponde. Quindi possiamo lavorare per recuperare le frequenze più adeguate per voi singolarmente affinché raggiungiate i vostri obiettivi. Le frequenze sono assolutamente personali, quindi non si parla delle stringhe di Grabovoi o di altre sequenze numeriche che sono tanto uguali per tutti, quindi tanto per uno, tanto per l'altro. Parliamo proprio di un lavoro che è mirato sul soggetto, sulla persona. Quindi questo è importante, ci tengo a dirlo, perché la peculiarità di questo ciondolo diventa veramente vostro. I programmi di protezione sono uguali per tutti, ma il ciondolo viene, una volta commissionato, assolutamente programmato per il suo possessore, e solo ed esclusivamente per lui. Quindi, sebbene i simboli della tradizione cabalistica incisi sul ciondolo, che sono quelli appunto dell'albero della vita, l'albero sefirotico, siano benefici per tutti, i programmi aggiunti al ciondolo sono a esclusiva virtù del suo possessore. Quindi questo è importante, ci tengo tantissimo a dirlo.
Ovviamente nel sito trovate, nella sezione shop, anche gli altri articoli, tra cui i sigilli sia della tradizione salomonica sia della tradizione di Mosè. Se vi attirano queste cose, sicuramente comprensibile, perché veramente hanno un qualcosa di assolutamente magico, però vi invito a contattarci per un consulto professionale affinché sia possibile valutare per voi quello più adatto o quelli più adatti. Quindi nel tempo possiamo sempre selezionare i sigilli che veramente vi occorrono, fermo restando che non c'è un limite, ecco, tranne il tipo di investimento che uno vuole fare. Sempre della tradizione ermetico-cabalistico, i rituali, quindi ovviamente con un consulto professionale privato siamo in grado di capire come aiutarvi anche per sbloccare eventuali situazioni che in qualche modo vi stanno affliggendo. Ovviamente tramite lo studio della vostra situazione, della vostra data, delle persone coinvolte, andiamo a valutare qual è effettivamente l'intervento più opportuno per sbloccare, risolvere, propiziare nel modo più appropriato per voi. Non abbiate fretta, la magia cerimoniale è lenta, non ha niente a che vedere col voodoo, non ha niente a che vedere con altre tradizioni, rispetta quelli che sono i cicli planetari, quindi ci sono sicuramente delle modalità per accelerare un pochino che rientrano nell'applicazione come dire, della forza lunare nella ritualistica, però più di un tanto non è possibile accelerare. Quindi se siete di corsa, se siete di fretta, se vi aspettate abracadabra con la bacchetta magica, risparmiatevi di chiamarmi, è meglio per tutti, così non darete noia a me e io non vi deluderò. Mentre se avete pazienza e volete risultati stabili, duraturi e siete disposti a fare anche un lavoro su voi stessi, allora io faccio per voi. Bene, detto questo, vi cominciamo a rispondere alle domande e direi intanto saluto Oxtauri, saluto Baldassarre, saluto Maia, saluto Romina. Vediamo se è sopravvissuto qualcuno al pippone della Hilde. Comincerei a rispondere a Romina che ha articolato bene la domanda. Voglio vedere un pochino, Romina, se ci sei. Quindi se ci sei, Romina, batti un colpo, altrimenti passerò a un'altra domanda. Buonasera Pasqualina, intanto grazie per aver trascorso fino adesso del tempo in mia compagnia. Quindi Romina, ci sei? Non ci sei? Certo che bene, ci sei, benissimo. Allora, ti rispondo subito, vediamo un pochino. Romina, 26 giugno 88, vorrei sapere se Andrea, 7 gennaio 86, tornerà da me e continueremo la nostra storia. Grazie. Quindi siete stati insieme, ma se non ti dispiace, mentre sei collegata e visto che mi hai risposto, ti ringrazio quindi di aver prontamente detto di esserci, ti chiedo di aggiungermi qualche dettaglio, per esempio quanto tempo siete stati insieme e da quanto avete interrotto, quindi cerchiamo un pochettino così, tanto per capire un pochino, ma vediamo intanto, chiedo alle Sibille, Romina e Andrea, quali sono gli sviluppi tra loro, quindi vediamo un pochettino come prosegue la situazione. Allora, omaggio di Preziosi, conversazione. Quindi in questo momento le Sibille al taglio mettono in evidenza come probabilmente tramite la cerchia delle vostre conoscenze, delle vostre amicizie, ci siano persone che stanno dando magari dei suggerimenti o comunque sono fonte di opportunità. In qualche modo c'è questa segnalazione. Adesso vediamo un pochino tutta la stesa. Allora, nell'esito si vede poi un riavvicinamento, ma si vedono anche altre situazioni che probabilmente nuovamente causeranno un distacco, ma andiamo per gradi. Guarda, qui nella linea del passato, quindi quello che, diciamo così,
precede questo momento, ma che in qualche modo condiziona questo momento. Quindi diciamo che sicuramente può riguardare 3 anni, ci siamo lasciati da gennaio. Okay, perfetto, grazie, grazie Romina. Allora, qui si vede qualcosina. Leggerezza, consonante sorpresa, amica, allegrezza al cuore, ladro. Beh, sai, sembra dire, quindi io qui non so se è un passato prima della vostra rottura o se in qualche modo sta avvenendo da gennaio ad ora, questo che ci raccontano le sibille. È chiaro che non viene fuori, non viene menzionata la rottura, quindi sono più orientata a dire che si tratti del dopo gennaio. Ma è anche vero che qua compare un ladro, quindi c'è qualcosa di poco chiaro, perché potrebbe anche stare dicendo che se ha cominciato a frequentarsi con qualcuna, sia qualcuna che comunque sta tenendo nascosta, forse perché sapere chi è o se tu sapessi chi è potresti soffrirne. Evidentemente la carta dell'amica già ci dà un riferimento a una conoscenza, qualcuno che potresti conoscere anche tu, ma qualcuno che non è del posto. La carta della leggerezza ha spesso un riferimento a terre lontane, persone che provengono da terre lontane, quindi può dare qualche informazione in più rispetto a quello che sta avvenendo, anche perché la domanda è orientata a capire se lui torna, okay, e se ricomincerete. Quindi in questo momento, la linea del passato non dà cenni di un riavvicinamento. Anzi, la linea del presente, vecchia signora, vedovo, mercante denaro, sta sottolineando come in questo momento non ci sia, un'intenzione di tornare. C'è probabilmente la valutazione di quelli che possono essere stati gli errori, di quelle che possono essere state le cose che state gestite male, quindi le occasioni perdute, quello che in qualche modo è anche un principio di un pentimento, mettiamola così. Ma ci sono delle valutazioni che in questo momento hanno un'importanza e un peso maggiore, che probabilmente riguardano sempre aspetti vecchi della relazione o cose su cui probabilmente vi siete trovati in disaccordo e che probabilmente hanno causato la vostra rottura. Quindi diciamo così, compare questa vecchia signora, potrebbe essere una mamma, una donna più grande che quindi in qualche modo cerca di suggerire, cerca di far capire e magari è partecipe di un momento così, di riflessione e di rivalutazione, ma potrebbe anche essere che c'è un qualcosa, quindi come un pentimento, qualcosa che comunque agisce proprio nella riflessione sul vostro rapporto e quindi magari su di te, Cosa viene dopo? Gran consolazione, gelosia amante. Beh, qui devo dire che c'è comincia a muoversi qualcosa. Probabilmente immaginare che possa avvicinarsi qualcun altro, o comunque qualche situazione dove, è possibile che, si possa trovare in difficoltà l'idea che qualcuno si faccia avanti con te, porta a lui questo sentimento di contrastante. Quindi se lui pensava di aver superato la cosa, nonostante il dispiacere e che probabilmente ci sono degli interessi o delle situazioni su cui attualmente sta ancora valutando delle cose, probabilmente l'idea che possa esserci qualcun altro mentre lui ancora non ha completamente preso una decisione, anche perché tu dirai: "Okay, ci siam lasciati, in teoria l'ha presa la decisione." No, io vedo che in questo momento sta rivalutando delle cose. Quindi probabilmente qualcosa nel prossimo periodo lo stimolerà, forse la paura di perderti, o la paura che possa avvicinarsi qualcun altro, quindi una gelosia che comprenderà poi col tempo. Ti devo dire che la chiusura, sacerdote, falsità, gran signore, ci dà comunque l'idea di un falso distacco. Lui, se si dovesse fare nuovamente avanti, anche proprio per gelosia,
potrebbe comunque mascherare delle cose o farlo con un distacco che non è naturale. Potrebbe anche, esserci comunque l'influsso e l'influenza di un padre, di una figura genitoriale o una guida, qualcuno più grande e quindi in qualche modo potrebbe dare l'indicazione, di un distacco comunque, cioè o una persona che lo guida, ma potrebbe non farlo bene, o una persona se gli dai dei suggerimenti lo porterà a cogliere la prima occasione disponibile. Attenzione anche a quello che possono essere dei giudizi che lui stesso può emettere, quindi questo distacco e questa freddezza possono essere in qualche modo, ehm, causati da alcune cose non vere, quindi pretestuose, diciamo così. Però di fatto io lo vedo quasi ragionarci su. Quindi compare questo gran signore che nel nostro caso è il riferimento a un ruolo, al ruolo ufficiale, al ruolo di, fidanzato, al ruolo di quindi attenzione perché qua comincia a muoversi qualcosa. L'esito poi ci dice così: riunione, amore, nemico, sospiri. Come ti dicevo poi si riavvicina, però per qualche ragione, come si riavvicina, si riallontanerà. Attenzione quindi, perché probabilmente resta anche pur avvicinandosi, restano dei sospetti che forse sono causati da questa cosa qua. Quindi attenzione sia alla possibilità che un uomo più grande inquini il suo giudizio, sia anche che lui si sia messo in mente delle cose e che quindi pur desiderando avvicinarsi, il sospetto, lo spiare o anche un certo atteggiamento di controllo può nuovamente allontanarlo. Quindi un po' non è facile. Non è facile, Romina cara. Comunque, bene, spero comunque di averti risposto. Ora vediamo se c'è qualche altra persona che ha posto correttamente la domanda. Direi di rispondere a Maia. Maia, ci sei? Vediamo un po', metto in sovraimpressione la domanda. Vediamo un pochino. Okay, Maya aveva scritto prima di esserci, vediamo però se c'è adesso. Purtroppo con le connessioni benissimo, Maya c'è. Okay, allora vedo che fai questa domanda chiedendo se Massimo ti tradisce. Ho bisogno di capire da quanto state insieme e vediamo un pochettino. Prego Romina, spero che quello che ho detto abbia, trovato in te e in quello che è successo dei punti di riferimento per te comprensibili. Bene Maia, allora quindi ti ho chiesto di dirmi se, state insieme da 20 anni, complimenti. Complimenti, perché abbiamo un'età molto vicina e 20 anni te li invidio. Non è un non è un risultato da tutti. Vediamo un pochettino, quindi se Massimo ti tradisce da 20 anni. Siete sposati, Maya? Quindi 18 febbraio 75. Vediamo cosa sta combinando Massimo. Allora, vecchia signora amante. Beh, ma la vecchia signora parla comunque di una persona più grande o comunque una donna, boh, che fa parte comunque della sua vita o del passato. L'amante può essere che comunque ci sia una persona che un pochettino una persona con queste qualità si è fatta avanti, ma vediamo un po'. Mh. Ma allora ascolta, poi ti chiedo un'altra cosa. Intanto buonasera anche a Tiziana che vedo che ci ha raggiunti. Ehm,
Avete figli insieme? Intanto rispondimi, io comincio a, dire un po' quello che si vede. Allora, devo dire che non è che si vede un tradimento, né nella linea del passato, né nella linea del presente. Si vede però falsità, nemico, quindi occhio, perché la carta della falsità può dire che col nemico poi anche, che magari hai colto delle cose che non sono la verità. Quindi avete 3 figli. Congratulazioni, complimenti. Non è proprio la verità quello che ti è capitato di captare. Hai colto qualcosa, però è più qualcosa che è bastato scatenare dei sospetti, perché la carta del nemico parla di diffidenza, parla di tenere d'occhio, di controllare e quindi di spiare, ma anche di qualcuno che magari possa averti riferito delle cose. Attenzione perché comunque c'è la carta della falsità. Quindi o sono cose che sono state tenute lì in attesa di essere usate, o sono cose comunque non necessariamente vere del tutto. Quindi occhio. Di fatto mi segnalano un momento di difficoltà e di ambiguità del passato che sembra che abbiate superato. Già, quindi non è probabilmente quella che vivi adesso e che si vede un po' qui, non è la prima volta che hai dei sospetti, dei dubbi. Quello che si vede, è che un pochino c'è già stata un vento di crisi, ma l'avete riappianata. Si direbbe che però è rimasto un qualcosa. La carta dell'ammalato nella chiusura della prima linea ci dice che c'era una scelta difficile da prendere, o forse proprio un malessere, la stanchezza di un periodo tanto difficile, magari veramente un disturbo fisico, perché non conoscendo la vostra storia non so a cosa si stiano riferendo, però di fatto anche se avete ri vi siete riavvicinati e un po' risolto, qualche cosa è rimasto. Vedi, in questo momento superbia, allegrezza al cuore, già questo farebbe pensare che c'è della rivalità, che ci sono altre situazioni, ma altre situazioni non necessariamente che confluiscono in un tradimento, situazioni anche di flirt, di corteggiamento, ma viene deliranti donna maritata. Quindi le cose sono 2: o sono cose che ti vengono riportate non vere, perché i deliranti sono le cose che più che altro causano confusione, ma che non sempre hanno un principio di autenticità, quindi possono essere rinnegate, son più lì per fare caos che non per dare aiuto. Quindi se qualcuno ti è venuto a riportare delle cose, anche qua attenzione. E queste cose ovviamente sarebbero quelle che possibilmente l'hanno visto corteggiare qualcuna. Se ti hanno detto una cosa del genere, non è la verità. Se sei tu che lo sospetti e che te lo sei messa in mente, i deliranti può essere che hai visto una cosa per un'altra. Quindi attenzione, parla di tue difficoltà, di tua confusione, donna maritata, okay? Cosa avviene nel prossimo periodo? Quindi guardando lui non lo vedo, anzi viene il sacerdote. Eh, già se fosse venuto l'artista, il mercante, ti avrei detto: "Occhio perché è un po' furbo", sai, ma il sacerdote mi sembra, sai, il sacerdote è un uomo freddo, quindi se lui non sta dando molto neanche a te, perché probabilmente in questo momento non ha quella cosa di dare niente a nessuno. Il sacerdote è una carta di Saturno, è l'uomo solitario, distaccato, timido, cioè, non mi sembra uno che tradisca. Mi sembra uno che magari ti ha lasciato dei fraintesi o sospettare qualcosa, ma non sono carte da tradimento. Sebbene nel presente sembra esserci qualcuno che in qualche modo, no, costituisce una rivalità o un qualche altra situazione parallela, ma non è un tradimento. Quindi io non vedo queste cose, però
Può essere anche una persona che è talmente calcolata e misurata, talmente distaccata che magari non ti fa scoprire, ma io non le vedo queste cose qua, anzi, probabilmente in futuro ne parlerete molto più serenamente di come in questo momento tu sia nella confusione, ma io lo vedo poi molto occupato a fare cose, ha un carico di responsabilità in questo momento, anche nel prossimo periodo, e sembra che ci siano delle opportunità che riguardano non so, lo sviluppo di progetti futuri o altre situazioni, ma non mi sembra preso da altre donne o da altre questioni. Comunque ci sono degli sviluppi che riguarderanno poi tutta la famiglia. Ora, se dovete fare un viaggio di famiglia, se partirete per le vacanze o se state valutando seriamente altri tipi di trasferimento e di cose, probabilmente nel prossimo futuro si metteranno le basi di questi discorsi. E poi qua si vede questo, per questo t'ho chiesto se avevate dei figli. Domestico, giovane fanciulla, prigione e leggerezza. Quindi ti posso dire una cosa, se avete dei figli e hanno un'età interessante, diciamo entro i 20 anni, 20, 23, 24, anche un'età così che rientri nella giovinezza di queste carte, il domestico e la giovane fanciulla, allora probabilmente avranno un ruolo nel prossimo periodo anche come da impedimento, come se in qualche modo queste 2 persone avessero un'influenza su di lui e su eventuali, vedi, bloccano proprio la leggerezza, quindi non se invece non riguarda i vostri figli, domestico, giovane, fanciulla, può anche dirci che tutta la disponibilità che eventualmente una donna giovane si attende da lui e quindi semmai dovesse esserci una tentazione, mettiamola così, prigione, leggerezza, io non lo vedo tradirti e ti assicuro che se lo vedo lo dico. Quindi Maya, magari siete distanti in questo momento perché lui è preso da altre cose, quindi ha delle responsabilità o sente dei pesi per cui magari ti trascura. E non è la cosa bella, magari dopo tanti anni il rapporto si è cambiato, si è evoluto, si è perso quel coinvolgimento dei primi tempi, sono subentrate altre cose, però io non lo vedo tradire. Quindi, bene. Allora, carissimi amici, vi ricordo che abbiamo appuntamento giovedì alle 19, quindi grazie, vedo che ci sono tante persone, insomma, ehm, che scrivono, che hanno partecipato, vi ringrazio tantissimo. Ci ritroviamo giovedì alle 19, sarò insieme al Marietto Veneziano, vi risponderemo in due. Mi dispiace se non riesco, non posso andare oltre purtroppo con l'orario in questo momento, quindi ci ritroviamo giovedì e se non ho risposto alla vostra domanda questa sera ritentate e non perdete, non perdete la fede, vi risponderò piano piano a tutti e vi ricordo comunque che il mio numero di telefono per prenotare il vostro consulto scorre dall'inizio della serata, se non ve ne eravate accorti prendete nota che è lì che compare proprio adesso in questo momento e fissate il vostro appuntamento con la sottoscritta. Mi raccomando, portate pazienza anche per gli appuntamenti perché c'è un pochino d'attesa. Quindi vi ringrazio tantissimo e vi auguro un buon proseguimento di serata. A giovedì alle